Noi oggi abbiamo portato una posizione in regione che è quella del posticipo dei saldi, o meglio, se vogliamo dire, il ricollocamento dei saldi in un periodo che va verso la fine stagione. Ricollocare l'inizio dei saldi al vero termine della stagione, il 27 gennaio, anche in considerazione dei cambiamenti climatici, è uno dei temi dell'Assemblea di Federmoda di questa mattina e mentre la Presidente Maria Beatrice Paludetti, oggi riconfermata, espone la relazione di fine mandato, è l'assessore regionale Roberto Marcato in diretta su Antenna 3 a confermare l'impegno della Regione. Su questo tema oggi in conferenza Stato-Regioni chiedendo appunto che ci sia da una parte il rispetto della volontà dei nostri commercianti nel rinviare a fine gennaio, alla prima settimana di febbraio, i saldi e che questa decisione sia quanto più omogenea possibile. Riportare i giovani nei negozi è altro tema caro ai commercianti, che segnalano la contrazione dei consumi, uno stile sempre più casual che ha soffocato il mercato della moda formale e elegante. Treviso perde dunque la clientela più giovane, sempre più attratta dai negozi online, dove le piattaforme più comuni dichiarano dai 10 ai 500 miliardi di dollari di fatturato ogni anno. Portare i giovani nei negozi, quindi incontrarli, rivolgere a loro soprattutto l'attenzione e offrire loro i prodotti che sono nelle loro aspettative di stile, di prezzo. Negozi alla prova anche del cambiamento generazionale. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, presente questa mattina, parla di numeri importanti. Potrebbe essere a rischio un'impresa su due. Si punta alla formazione ma anche alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro. I negozi sono spesso al femminile, hanno esigenze temporali diverse, devono fare i conti anche con le grandi catene che fanno quasi H24 e quello è un modello che non può essere coniugato con il nostro e quindi riuscire anche a organizzare modelli di vita diversi può essere un'occasione per dire ai giovani guardate che questo fa per voi.